Buon pomeriggio signore e signori, eccoci tornati con i pirati di Bava Nera. Guardate qua che bello il nostro territorio. Non so per quale motivo, ma l'ultimo salvataggio il gioco non me l'ha salvato. Quindi mi sono giocato gli ultimi minuti, gli ultimi in realtà istanti della guerra. E più o meno dovrebbe essere tutto uguale. Forse non ho fatto il passaggio tra i pianeti, però vabbè, lo posso fare adesso della popolazione. E per il resto siamo a cavallo. Non so perché questa cosa, ragazzi, è la prima volta che mi succede. Forse è anche colpa del mio PC, non saprei. Comunque, continuiamo da qui. Sto riparando le mie navi. La guerra l'abbiamo appena vinta. E insomma, tante cose interessanti sono accadute. Allora, andiamo avanti. Qui c'è un patto difensivo. Lo accettiamo immediatamente. Perché i pirati di Barba Nera hanno bisogno di alleati in questa galassia molto pericolosa. E intanto continuo a fare tech importanti, ricerche alternative direi che è necessaria, se non fondamentale, benissimo. E adesso ci vorrebbe anche magari un leader o comunque anche un'unione tra le flotte, tipo così. Perfetto, e poi vediamo un attimo cosa fare, perché adesso c'è un grande nostro nemico che è il mosaico. Abbiamo guadagnato indizi sul portale L, poligono enigmatico. L'equipaggio della Dorash ha recuperato un oggetto poligonare, interessante, prisma di riflessione sonica che ha portato a bordo per degli studi. La qualità più intrigante è l'abilità di riflettere la maggior parte dei fasci energetici a bassa frequenza. Tuttavia, quelli ad alta frequenza rimangono inalterati, rendendo le proprietà dell'oggetto utili per qualsiasi potenziale applicazione in campo di difesa navale. Ah, interessante. Scusate, vediamo un attimo cosa fa questo prisma. Ci dà servizi e poi ci dà mantenimento. Non so se avete sentito, ma nel frattempo i miei gatti si sono schiantati. I miei gatti spaziali sono schiantati contro le pareti. Vabbè. Comunque, piccola parentesi. Sono andato a vedere cosa stesse succedendo. Allora, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Fatemi vedere. Queste sono le flotte, va bene. Ok, altra flotta per noi che è rientrata, va bene. Queste direi che possono stare assieme tra di loro, ma forse va già insieme. Esatto, tipo questa. Va bene. Sì, siamo ancora in surplus. Anzi, scusa, sì, in surplus navale, però va bene. Lo terremo così per ora. E vediamo, navi scientifiche. Allora, qui ha terminato. Mi fai anche questa ricerca. Tu mi fai assolutamente questa ricerca. Tu hai terminato. Mi piacerebbe che mi facessi anche questa ricerca qui. Guardate qua che bello questo gruppo di pianeti a Nupran. Dobbiamo ricordarcelo perché dobbiamo mandare i nostri pirati prima o poi. Qui c'è un cutoide da far fuori. Fatemi vedere com'è. Ah, ok. È il nostro amichetto. Lo possiamo andare a far fuori tranquillamente, penso. Non penso che sia così potente. Esatto, un 800. Allora, portiamo le nostre navi qui ai confini e poi andiamo a vedere questo progetto speciale. Perfetto, tempesta grigia, nonostante tutti gli sforzi per mantenere la segretezza, tracce della maestra intrusione di osservatori possono essere trovate ovunque su Hagar I. Ok, va bene. Quindi le prove suggeriscono che il pianeta era abitato da alcuni plantoidi interconnessi tra loro con un'unica coscienza psionica. Brutta roba. Brutta roba. Nel bel mezzo del risveglio, nel bel mezzo di un risveglio religioso, finché una misteriosa razza di alieni, indicati come i guardiani, discese tra loro senza alcun preavviso. Da quel momento le piante furono ossessionate dall'idea di un imminente evento apocalittico, definito la tempesta grigia. Ma va, ma cosa vuoi che succeda? Ma va. La loro pacifica religione si trasformò rapidamente in un culto suicida. Bene. Nel giro di qualche mese, una delle civiltà più antiche di questa galassia si lasciò morire, terrorizzata dal giorno del giudizio. Bella, interessante. Interessante. Che esagerati. Che esagerati. Allora, andiamo a vedere, a prenderci questo.
Loro stanno iniziando a studiare tutto attorno. Questa roba qui non mi piace perché anche se sono esseri senzienti non vorrei sparire. Abbiamo ricevuto una comunicazione da parte di un impero ignoto. Presenta... Oddio ragazzi, i pichicchi. I prichicchi, scusate. I prichicchi, oddio. Sostengono di essere venuti a nostra conoscenza ascoltando le comunicazioni di un altro impero di cui siamo in contatto. Ma dove sono ragazzi? Ma dove sono? Ma non ditemi che sono... Dove sono? Saranno qua da qualche parte. A questi gli diamo i minerali, direi. Oddio, li hanno liberati. Oddio no, ragazzi, no. No, ancora un gameplay che termina per i free kick. Oddio. Oddio, dobbiamo... Oddio no, ragazzi. È la maledizione. È la maledizione, ragazzi. È la maledizione, non c'è nulla da fare. No, dai, ragazzi, ancora loro no, che mi fanno terminare il gameplay. Ancora loro no, vi prego. Vi prego. Tanto quanto saranno grossi questi? Saranno immensi, immagino. Allora, ma se io non posso neanche avere relazioni niente con loro. Qui mi dice, sono purificatori fanatici, non fanno relazioni con altre specie. No, ragazzi, no. No, io non lo voglio, non ne voglio neanche sapere. Non voglio neanche sapere. I prichicchi maledetti, ancora loro. Allora, qui non ho nessuna stazione se non questa. Devo difendermi, ragazzi, perché questi saranno belli grossi. Saranno veramente una rottura di scatole immensa questi. Facciamo un'altra industria civile. Saranno veramente delle rotture di scatole immense. Vabbè, non è che ci possiamo fare molto, però qui c'è un po' di eccesso a livello imperiale. Io li porterei fuori a questo punto. Cosa dite? Qua non c'è nulla da fare. Posso fargli, se no altrimenti, produrre un po' più di roba loro. Tipo togliere l'industria mista. Però non lo so. No, ragazzi, i prichicchi no, ragazzi. I prichicchi no. Io sto male, sto male. Allora, 8 in realtà non è tantissimo per la produzione di questo pianeta. Abbiamo 600 civili lì disponibili. Potremmo andare effettivamente sulla cura sulla creazione del generatore, oppure espansione del distretto. Andiamo sull'espansione del distretto. Qui non possiamo farlo ancora, però a livello energetico invece possiamo farlo. No, ragazzi, i prichicchi. I prichicchi no, ti prego. Allora, è arrivato questo leader alieno interessante, il barone Victorian Jaiden. È un comandante. Io direi di prenderlo assolutamente. Arruoliamolo assolutamente. Tra l'altro ci serviva probabilmente. Quindi un bastardo fa sempre molto piacere averlo sulla nostra nave. Qui ci sono dei racconti di un mercenario. Fatemi vedere cosa ci dà. Produzione, esposizione, bla bla bla. Noi non abbiamo ancora il... vero? Non ce l'abbiamo ancora il nostro espositore. Lo dobbiamo assolutamente costruire. Di solito lo costruisco tipo qui in zona. E non ce l'abbiamo ancora. Dobbiamo costruirlo. Dobbiamo costruirlo. Allora, intanto abbiamo preso un comandante. Fatemi vedere. Allora, questa è senza... Ok, infatti stavo dicendo, ma dov'è quella senza? Ok, qui ce l'abbiamo, il nostro comandante. Qui vorrei che ci andasse un po' di gente. Non ho neanche distribuisci beni di lusso, non ce li ho. Non c'era neanche quello, perfetto. Me li dovremo comprare, ragazzi, li dovremo comprare per forza. Va bene. Ok, nave scientifica qui ha terminato il suo scopo. Vai qua. È un disastro, perché qua quando inizieranno a esplodere ce li troveremo in faccia, ragazzi. Male, 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 malissimo. Qui non posso unire le flotte. Non vorrei capire perché non posso unirle. Vabbè, uniamole così, perlomeno. Vediamo un attimo.
di unirle in questo modo. No. Ok, così. No. Non me le fa prendere, non so capire per quale motivo. Comunque li togliamo. Questo li togliamo. Vediamo se riesco a unirle. No. Mi rimangono isolate, vabbè. Pace amen. Li manteniamo così. Ci sono una marea di cose da fare anche qui. 42 anni e 3 giorni. È un orologio. Qua. Sui 2 pianeti. Ah, beh, non mi interessa. No, no, tenetelo d'occhio. A me non interessa proprio niente. Poi non sta dalle mie parti. Qui abbiamo deciso. Che cosa? Abbiamo deciso che dovremmo fare o un serbatoio o un approdo delle creature. Sì, andiamo a fare questa roba sul civile più che altro. E non ho ancora fatto un ufficio di reclutamento. No, ce l'ho mi sembra l'ufficio di reclutamento. Dovrebbe essere... No, non l'ho fatto l'ufficio di reclutamento. No, no, ma devo averlo fatto per forza perché arrivano questi esterni. Dovrei averlo fatto. Vabbè, andiamo a fare una starbase qua. Sì, andiamo a fare una starbase. Qui non facciamo sicuramente l'ufficio di reclutamento, facciamo una baia idroponica. Ok. Altrimenti, qual era l'opzione? Scusate, aspettate, fatemi vedere un attimo, perché ho visto che qua ci sono diverse opzioni. Ricami del vuoto, ameba, vermi, clutoide. Ok, quindi qui mi arrivano i teianchi. No, per ora lasciamo così. Magari lo facciamo da altre parti. Wow, 400 pop meccaniche trovate, perfetto. Questo è veramente ottimo, ma veramente ottimo. Questa è una notizia strapositiva. Sono contento, andiamo a esplorare anche questa parte. Tu hai finito e mi costruisci qua. Dobbiamo prepararci, signori. Eccezionale. Radiazione esotica trovata, ottimo. Va bene. Va bene. Lì non è che mi interessi più di tanto. Qui stiamo andando in negativo, non va mica bene. Ci prendiamo 500, cerchiamo di sopravvivere così. Ok, qui abbiamo fatto. Andiamo a costruire qua. Cerchiamo di consumare il meno possibile, ma comunque di costruire. Ok, andiamo all'arrembaggio di questo. Sconto gravitazionale. La Kutorg ha temporaneamente interrotto la scansione dell'asteroide perché una sonda è stata catturata da un'anomalia gravitazionale errante. La sonda ha cercato di trasmettere qualche dato prima di essere brutalmente distrutta dalle forze estreme. Bene, bene, le forze che sono del tutto svanite poco dopo. Va bene, fa niente, pace amen. Qui segni di battaglia abbiamo trovato con una nave caduta. E possiamo andare a vedere la spedizione del cimitero. Questo è interessante. Questa è interessante. Dovremmo andare a vederla. Allora, fatemi vedere un attimo i leader, perché comandanti ne ho così tanti. La distruzione di Vryn. Il pianeta natale instabile del popolo Vryn è infine esploso. Oddio, mi sono dimenticato di farlo fuori. No, Vryn. Cosa succede? Qua. Ah, ok. Vabbè. Vabbè. Capitano queste cose, capitano. Allora, volevo dirvi che cosa, non mi ricordo più. Cosa stavo facendo, non mi ricordo più, ragazzi. Qui è un gameplay veramente, veramente pieno di roba, pieno di pop-up che mi stanno esplodendo da tutte le parti. Andiamo a ricercare questo progetto e poi ce ne torniamo a casa. Lontano da quegli esseri maledetti. Presenza di flotte ostili? No, Dove sono? Dove sono le flotte ostili? Ah, ok, qua. Ok, mi sono un attimo spaventato, come potremmo dirla. Ok, perfetto, abbiamo i resti del clutoide che li abbiamo recuperati, perfetto, andiamo a curarci finché possiamo curarci. Siamo al massimo di minerali, ne vendiamo qualcosina, ne vendiamo 5000, giusto per... siamo anche a corto di unità. Pace amen. Abbiamo ottenuto un antico trasmettitore minerario. Fatemi vedere cosa fa l'antico trasmettitore. Ci dà più minerali, va bene, però a me non interessa. Non è questo, pensavo fosse questo l'antico trasmettitore minerario. Ah no, qua, invece era qui. Allora, mi piacerebbe pianeta sepolcro, no.
Mi piacerebbe andare a vedere qui cosa sta succedendo. Mandiamo la nostra nave esploratrice a rompere le palle ai pirati. Vediamo cosa succede. Allora, qui abbiamo volendo un sito archeologico da fare. Però io questo lo manderei qua adesso. Per il progetto, anzi. Vieni subito. Ok, voi potete tornare. Voi anche, per favore. Entrambi. Grazie. Vedo che loro stanno inviando navi per costruire. Io spero che costruiscano delle basi di difesa, perché se no finisce veramente male. Noi intanto abbiamo costruito tutto quello che dovevamo costruire in queste zone. Va bene, andiamo a prenderci questo. Posso dire che è un disastro, ragazzi. C'è una nave costruttrice ferma. Allora, vai qua. Così ci prendiamo due bei gas esotici. Forza tagliente. Abbiamo identificato la causa della scomparsa delle sonde di Tot II. I vari strati gassosi che compongono l'atmosfera del pianeta presentano drastici differenziali di temperatura. Queste variazioni estreme creano potenti controcorrenti mentre gli strati si muovono violentemente in direzioni opposte. Quindi il vento. Quindi ci dà che cosa? Più 10, wow. Wow, qui sarebbe veramente un pianeta fantastico, ragazzi. Sarebbe veramente un pianeta fantastico da poter utilizzare. Progetto di specie completato. Una squadra guidata dall'ufficiale scientifico Pablash ha concluso la sua missione su Nupran B3 e ha fatto ritorno su Domagsh. Che bei nomi comunque, complimenti ai pirati. Sfortunatamente i resti della nave in superficie erano troppo malmessi per poter recuperare queste tecnologie. Tuttavia questi vascelli erano erano chiaramente avanzati e lo studio ci potrebbe dare un bel po' di esperienza. Assolutamente sì. Fatemi vedere dove sono. Ok, erano qua. Adesso ci possiamo non possiamo più uscire da qui. Chiediamo a questi. Apriamo i confini a questi. Vediamo se ce li aprono a loro volta, per salvare perlomeno l'astronauta. Ok, qua abbiamo crediti energetici migliorati, Ok, ci hanno aperto i confini. Perfetto. Facciamo passare la nostra nave. Aggiunge modificatore. Oceano sotterraneo. Dopo aver sondato la superficie abbiamo concluso che le insolite tracce di calore su Tot sesto sono causate da sorgenti idrotermali. Vabbè, guardate che bello questo qui, da fare una sfera di Dyson, ragazzi. Mamma mia, qui sarebbe proprio da fare. Dai, tu torna a casa per favore. Te ne vai qua per favore. Ok, le navi stanno facendo il loro percorso. Perfetto, abbiamo guadagnato ricerca sociologica. Ok, allora io adesso a questo punto qua, ragazzi, vorrei... Oh, finalmente qui la base, finalmente. Allora, andiamo a fare sempre i serbatoi e li potenziamo. Qui non posso farlo perché è un buco nero, non è all'interno di una nebulosa, un gigante gassoso. Vabbè, non posso fare la mazza. Però andiamo a fare l'ufficio di reclutamento. Assolutamente. Poi dovremmo prenderci anche questo pianeta prima o poi. Qui resti dei clutoidi. Ok. Dovrebbe esserci la mia nave che sta arrivando. Mamma mia quanto ci piega. Vabbè. Tratto negativo. Pace amen. Andiamo a fare la stazione mineraria. Ok. Se adesso siamo in positivo con... Ecco. Sono stato troppo positivo io a dirlo. Allora, questo è interessante perché ci consente di catturare un po' di fauna, però vorrei andare su qualcos'altro, tipo reattori a fusione fredda, perché dobbiamo assolutamente potenziare la nostra flotta, ragazzi. Io so che dovrei fare anche laboratori per materiali esotici, però andiamo sulla flotta, perché ho una paura fottuta, e quando questi stronzi si sveglieranno mi daranno un botto di problemi. Intanto qui andiamo a fare i tecnici, ci danno più lavoro.
Oppure condensatori ad alta energia. Allora, qui invece prodotto più 0,5, ma non ci conviene secondo me. E industria di base, no, capacità di stoccaggio no. Io farei o un cantiere o un complesso di opere conduttive. Ci costa 2 però, distretti generatori massimi. Ah no, beh, però sono i più 2 questi qua. No, non mi interessa. Andiamo a fare un po' di cantieri. Sta a vedere che devo fare. Volevo ampliare un po' la parte qui più che la parte elettrica. Però vediamo. Confini chiusi. Ci hanno chiuso i confini. Ah, ci hanno fatto uscire, poi hanno chiuso i confini. Ci sta. Ci sta. Allora, chiudi i confini. E gli insulto anche così. Maledetti. Schifosi. Così. Così per piacere. Ci sta. Grazie che ci avete fatto passare. Adesso andate a fanculo. Così. Cos'è successo? Mancanza critica di risorse. Aia. Andiamo a prenderci i nostri 500 beni di consumo. Ragazzi, i beni di consumo ci stanno asciugando. Ok, abbiamo guadagnato ricerca fisica. Vediamo se riusciamo a potenziare da qualche parte. Ma perché d'altronde abbiamo anche poche risorse. Io l'avevo fatto pianeta industriale questo, però secondo me industria civile non sarebbe male. Qui siamo in deficit spaventoso di tutto, ragazzi. Wow. Di tutto. Qui possiamo sbloccare. Ok, che non mi sembra adesso il caso di farlo. No, beh, però in realtà fare 2 parti elettriche non sarebbe male, Non sarebbe male. Però qui ci vorrebbe un distretto minerario. Posso cambiarlo? Distretto cittadino. No, io voglio questo, cambiare la designazione di questo distretto qua. Ecco così. Lo facciamo industria civile. Lo facciamo industria civile. Disastro, ragazzi. Stiamo andando sotto di unità. Stiamo andando sotto di una marea di beni di consumo. Questi infami non si vogliono schiodare da qua. Detti pirati. Cosa state qui a fare? A rompere le palle? No, aspetteranno il lavoro. Che poi i pirati non lavorano, dai. Ecco, abbiamo disperso una nostra nave. Non so per quale motivo. Va bene. Allora, compagnia artigiana. Andiamo a prenderci questa parte qui, in modo tale che andiamo a tappare questo buco che si sta creando. Ok, nave scientifica, vai qua. L'altra sta andando, va bene. Dov'è questa? Perché non arriva? Horizons widened. Qua. Ah, perché è intrappolata qui dentro. Ok. Evento ordine ripristinato. Oh, finalmente. Finalmente l'ordine è stato ripristinato. C'è un po' di bagarra ancora, però va bene. Siamo messi molto male, Fatemi vedere che tipo, che cosa ha di pianeta. Allora, Pop cresce velocemente, questo è buono. Andiamo a farci un'industria civile, anche qui, a questo punto. Andiamo a farcela. Oh, finalmente, stazioni potenziate, ottimo. Potrei aumentare l'abitabilità, che non è mai male, affatto. Oppure avere questo edificio per la centrale elettrica, che non sarebbe male. Oh, mi piacerebbe fare questo in modo di difesa. Però ragazzi, non è che posso fare tutto. Abitabilità. Andiamo sulla parte elettrica, dai, cerchiamo di potenziare la parte elettrica. Forse non è una grande innovazione, però almeno qualcosa lo facciamo. Allora, qui potremmo avere un più 9 qua, che non sarebbe affatto male. Andiamo a costruire la Starbase. Ok. Cerchiamo di sopravvivere in questo marasma. Non mi dispiacerebbe creare un'altra nave costruttrice, perché 2 adesso forse sono un po' poche, in modo tale da mandarla a costruire tutta questa zona qua. Proviamo a farlo. Quanto ne prendo io? 13 alla volta, vabbè. Andiamo a farlo, dai.
Ragazzi, è un disastro, un disastro. Affascinante, guardate qui quanta roba abbiamo trovato. Via progetto speciale pietrificazione clarotiana. Quindi è tutto pietrificato, i resti pietrificati di un gruppo di Teianchi. Wow, We interessantissimo. have a situation. Interessantissimo, vai a fare subito questo progetto di ricerca. Voglio sapere come sono state frizzati i Teianchi. Che poi non sono neanche piccoli. Questi, boh. Ah, la mia nave. Ragazzi. Avete visto? Ecco perché la mia nave è sparita. Era questa quella sparita. Quella mandata in missione. Si sono già espansi. E i prossimi. Ho paura che siamo noi. I prossimi ho paura che siamo noi. Allora, possiamo migliorare le basi però. Mamma mia, ma ci vuole tantissimo per migliorare le Horizons basi. widened. Ma che scherzi. Allora, andiamo a costruire qui l'avamposto. Ma che scherzi. Tanto abbiamo fatto un'ottima tecnologia che ci migliora la parte della... come si dice? La parte dei... della cattura degli animali, eccetera. Cavoli, ragazzi, non so cosa fare. Anche questo mi servirebbe. Ma mi servirebbe tutto. Allora, andiamo a fare il limite delle flotte perché ho bisogno di aumentare per forza il limite. Adesso andiamo a potenziare piano piano le navi. E poi non lo so, ragazzi. Poi non lo so. Allora, qui intanto vedo che possiamo fare dei potenziamenti. Andiamo a farli. Nave costruttrice qui ha finito. Benissimo. Sarebbe bello riuscire a prendere anche questo. Poi gli altri li posso The anche wild lasciare, però. grows wiser. Questi. Ok, perfetto. Potenziato anche questo. Possiamo prenderci i granelli, che fanno molto molto bene alla nostra economia. Anche la velocità più 10 non sarebbe male. Anche gli edifici. Ma andiamo sui granelli, perché i The granelli ci wild consentono expands. di prendere qualcosina in più di risorse. Ok. Ok, andiamo a costruire qua. Ci espandiamo piano piano. E poi vediamo, ragazzi. E poi vediamo il da farsi. Sicuramente devo sparare sulle leghe, ragazzi, perché ho bisogno di Starbase che siano forti, perché sennò veramente qua finiamo veramente male. Questa nave qui ci sta impiegando troppo, Vessels adapted. ma veramente troppo. Ok, The wild expands. perfetto. Andiamo a costruire. Perfetto, perfetto. Ok, qui stanno facendo la sua. Ok. Ci stiamo espandendo, ma ho paura che non sia abbastanza. Nessun ordine. Ok, è rientrata, perfetto. Lei è rientrata. Non c'è nient'altro da studiare in queste zone. Potremmo esplorare ancora da qualche parte. Non lo so, vediamo dove mi manda. Mi manda qui, ma c'è già quella. Allora tu... Ah, tu sei il cacciatore. Tu sei il cacciatore. Allora, vai ad avviare gli scavi per ora. Beni di consumo sempre in rotta. Ce li prendiamo. Però è aumentata la produzione commerciale, se non erro. Questo è molto buono. Qui abbiamo i servizi. Wow, servizi siamo giù tantissimo qua. Tantissimo. Allora, vediamo di migliorare i servizi a questo punto. Potremmo. Wow, qui mi ha portato la produzione a... Wow, alle stelle. Allora, potremmo... migliorare i servizi. Sì, potremmo migliorare i servizi. Aspettiamo il nuovo edificio. I servizi, come li miglioriamo? Allora, sarebbe da fare residenza di lusso, perché ci dà più abitazioni e più servizi. Praticamente senza nessun costo, che è buonissimo. Ah, ci dichiarano rivalità, attenzione, attenzione, noi non andiamo, non scendiamo su queste provocazioni. Però intanto cambiamo il nostro atteggiamento e li andiamo a spiare. L'insulto non gli è piaciuto. Rete di spionaggio. Feccia Xeno. Maledetti, schifosi. Ok. Growth Qui non so cosa è continues. successo. Non ho capito se... non lo so. Vabbè, mi è comparsa. Andiamo a prenderci questo avamposto. Fa veramente schifo. Vabbè. Oppure la richiamiamo, li prendiamo più tardi.
Qui non è possibile comprare nulla. Qua ci potrebbe stare, però preferisco andare a spendere i miei soldi, cioè le mie risorse, da queste parti. Appena siamo andati in contatto subito ci hanno subito detto: raga, fatevi i cazzi vostri. Che ci sta, che ci sta. La lasciamo qui per ora, la portiamo giusto qua, ma senza spendere risorse, non voglio spendere neanche le parti lì. Lega bioprodotta. Dopo un'attenta analisi dei resti pietrificati siamo riusciti a identificare un nuovo metodo di produzione delle leghe. La fossilazione delle leghe. Perfetto, questa roba qua ci consentirà, spero, di produrre più leghe in futuro. Intanto andiamo a fare la ricerca. Tu qui hai finito? Sì, hai finito. Ok, allora ricerca qui l'anomalia. E andiamo avanti così, ragazzi. Cerchiamo di rimanere a galla. Intanto qui possiamo migliorare. Possiamo migliorare le navi? No. Possiamo migliorare le starbase, ma non ho abbastanza leghe per poterlo fare. Tra l'altro vedo che ho aumentato il quantitativo, cioè è diminuito, scusate, il quantitativo di leghe per mese. Il lato prominente oscuro di Endor Black Terza ha favorito l'ambiente evolutivo unico per i pochi organismi in grado di sopravvivere in questo mondo ostile. Grazie a una particolare variazione cromosomica, la fauna di questa regione è completamente traslucida. Ok, va bene, ne prendiamo atto. Ok. Nave scientifica. Stiamo facendo veramente un sacco di ricerche, ragazzi, di innovazioni. I pirati sì, ma sono anche molto curiosi. La nave costruttrice ha fatto il suo. Allora, direi che portiamo questa nave costruttrice qua. E l'altra la mandiamo qui a finire il lavoro. Così ridistribuisco un po' le navi, perché due ne voglio in queste porzioni. Sì, posso fare l'upgrade di tutto, ma di niente. Esemplare ottenuto, scoria planetaria fusa. Ok, estinzioni di massa passate. Lo sfortunato foto del pianeta può essere attribuita direttamente ai capricci cosmici. Ok, abbiamo ottenuto questo pezzo qui di pietra. Cosa fa? Dov'è questo? No, scusate, non lo vedo. Ah, questo qua. Scoria planetaria fusa. Sì, ci dà un più 5 di produzione, va bene. Di produzione di... non ho le parole oggi, ragazzi. Abbiate pazienza. Di produzione di ricerca. Termina la catena di eventi. Estinzione di massa. Posso guadagnare influenza o guadagnare ricerca. Cos'altro possiamo imparare da questi pianeti? Il popolo pauroso dovrebbe essere tranquillizzato, perché le estinzioni di massa, studio completato, catena di eventi, estinzioni di massa passate. Sebbene la spedizione di ricerca abbia prodotto gli spesso risultati inaspettati, i nostri scienziati hanno ora accesso a una quantità di dati senza precedenti, per cui modellare accuratamente il futuro per le basi pirata. I rapporti iniziali suggeriscono che la base pirata non sarà in reale pericolo per almeno un'altra dozzina di generazioni. Vabbè. Considerando che le lumache si riproducono alla velocità della luce, siamo fottuti. Va bene, guadagniamo un po' di ricerca. Però a me preoccupa, ragazzi, vi dico la verità. A me preoccupano quelli, preoccupa tutto qua dentro. Preoccupa tutto. Andiamo a prenderci anche questo avamposto, glielo rubiamo così. Cos'è che c'è qua dentro? Un bel buco nero dove poter mettere una bella stazione per costruire. Ma sì, prendiamoglielo. Ma sì. Ok, ok, perfetto. La flotta adesso è aumentata. Potrei aumentare la capacità delle basi stellari, che non sarebbe neanche male farlo. Però cosa mi serve? Non ho comunque abbastanza leghe per poterle costruire in maniera corretta. Potrei fare una mutazione, uno slot mutazione della fauna per potenziarla. Questo sì, non l'ho mai fatto, non ho idea, adesso andiamo a scoprirlo assieme. Qui comando limite flotta più 20, ci vorrebbe proprio. Però io non ho intenzione di produrre navi. Biofornace. Possiamo fossilizzare le strutture cellulari in leghe metalliche utilizzabili.
Wow, biofornace. Quindi questo ci consente di produrre leghe dal cibo. Perché no? Perché no? Però questo, a prendere cristalli rari, mi sa che è la nostra soluzione per ora. Poi andiamo a farci le biofabbriche lì, le biocose. Perché ci servono assolutamente. Allora, qui mandiamo via un po' di gente perché mi ha rotto le palle. Qua dov'è? Economia, trasferisci. Dobbiamo mandarli sui pianeti fabbricatori. Sui pianeti fabbricatori. Vediamo cosa c'è. Moby Planet. Ok, fatemi vedere dove c'è più carenza. Allora. Bah. Ok. Qui c'è abbastanza carenza. Però in realtà qua potremmo costruire un'altra industria civile. Oddio, siamo sotto di crediti, parecchio sotto di crediti. Però potremmo far rientrare un po' i distretti minerari. Secondo me potremmo ridurre qualche distretto minerario da qualche parte. Perché qui abbiamo ancora produzione bassa. Ah, ragazzi, che disastro. Qui anche qui c'è il consumo. Però qui avevo preparato un'industria civile. Andiamo a farla. E siamo su Vaxgo. No, Moby Planet, perché Vasco è il nome del tipo. Allora, vado qua. Andiamo a prenderci i nostri personaggini. Dove stanno? Qui. E li mandiamo su Moby Planet. Via, fuori dalle palle. Te. Quell'altro. E quell'altro ancora. Fuori dalle palle. E andate a lavorare lì, maledetti. Via. I pirati vi mandano, andate lì e non rompete le palle. Ok, perfetto. Dovremmo indagare di più. Abbiamo trovato. Crea un sito archeologico, messaggio nella bottiglia. Abbiamo trovato un messaggio. Ok, va bene. Dov'è? Fatemi vedere. Ah, ok. Ok, dai, abbastanza buono per noi. Abbastanza buono. Quindi questa ricerca. Bene, 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 bene. Mi preoccupano solo le leghe molto basse. Mi preoccupano le leghe molto basse, vi dico la verità. Che le leghe molto basse non sono buone per niente per noi. Qui intanto si stanno espandendo, ci inghiottiranno anche quel bellissimo pianeta. Nuovo contatto per pirata. Oddio, un'altra coscienza Gestat. Dove sta? Forse da queste zone. No. Confini chiusi. Ah, aspettate. Siamo raggiunto il massimo di cibo. Allora, sì, fammi anche questa. Confini chiusi. Ma dove stanno loro? Qua. Ah, ok, proprio lontanissimi. Probabilmente commerciano con queste, per quello che le abbiamo trovate. Allora, di cibo ne ho in gran quantità, ma non ho abbastanza. Che rottura di scatole. Non ho abbastanza capacità navale. Non so cosa fare, onestamente. Allora, prima di tutto non posso unire queste due. Fammi vedere se posso unire queste due almeno. Sì, posso unirle. Allora, uniamole. Così almeno non se ne stanno da sole. Questo posso unirle? No. E queste? No. Ok, va bene. Dobbiamo trovare il modo di consumare questo cibo in più. Potrei venderlo. Non ci guadagno molto. Poi vendiamolo. Ah, potevo scambiarlo con loro in realtà. Magari loro abbiano bisogno di cibo. Non credo, visto che, visto che sono dei cazzo di pietre, però. Però, perfetto. Abbiamo sbloccato i granelli, signori. Dai che siamo in pista. Cosa potrebbe colpirci in questo momento? Quanto siamo? Produzione di gas esotici 2. Minchia. Tanti. Andiamo a cosa? Potenziare i laboratori o prendo la ricerca? Dai, prendiamoci la ricerca. Ok, qui abbiamo trovato un'altra civiltà. Andiamo a prenderci un po' di punti. Andiamo a prenderci, dai. Però lasciamo stare lo spionaggio. I prichicchi qua
Sono in guerra con chi? Con loro. Ok, io li blocco praticamente. Li blocco. Li blocco, ma posso lasciare l'accesso a questi. Posso lasciare l'accesso sui miei territori. Ma mi sa che ce l'hanno già. Ah, perché sono... Allora, terminiamo la rivalità con questi. Ma non per altro, ma perché mi interessa... mi interessa... che loro li combattano. Eccoli qui. L'armata è questa. Noi quanto abbiamo di potenza, scusate? Vabbè dai, non siamo messi malissimo, eh. Allora, vi lascio passare sui miei territori. Vi apro anche i confini. Ma solo per attaccarli, non per altro. Non per altro. Intanto siamo scesi bene di consumo. Bene, sono contento. Minatore sanitario. Possiamo smantellarlo o provare a fermare la macchina, direi. Proviamo a fermare la macchina, assolutamente. Qui sta già lavorando. Non so capire perché. Con cosa la dobbiamo fermare? Con una nave costruttrice in orbita. Ok, va bene. Allora lo facciamo. Guardala qua, passava proprio di qui. Andiamo a fare questo progetto di ricerca. Growth continues. Sì, ok. Costruzione completata. Esatto. Benissimo. Ci prendiamo anche questo piccolo territorio. Paure particellari, signori. Guardate qui quanta roba. Velocità di ricerca delle particelle più 15. Wow. Ora possiede il tratto esperto di particelle. Ma chi? Questo personaggio qui? Wow. Più particelle. Guadagno in ricerca fisica, bla bla bla. Abbiamo trovato quindi una stazione nell'orbita di Logam terzo A. In passato fu utilizzata come un immenso acceleratore di particelle. Wow, interessante. Tramite la quale una qualche civiltà aliena studiava la natura del suo utilizzo nell'universo. Wow, va bene. Cavoli. Qui abbiamo un esperto di particelle. Vediamo un attimo al governo che abbiamo noi come... vabbè, ma abbiamo un +3 qua. Vabbè, magari lo sposteremo se ci sarà occasione. Allora, fauna asteroidale, benissimo. Sorprendentemente, mentre spezionava l'equipaggio di Kuga ha rilevato diversi segni di vita provenienti all'interno di un asteroide. Sembra un asteroide di grande colonia di limitrofi vermiformi all'interno delle rocce, che sono interamente crivellati di gallerie. Questa fame di vita unica si sono adattate in qualche modo a sopravvivere al gelo spaziale. Quindi abbiamo trovato dei vermoni qua dentro questo masso di roccia. Va bene. Non fatemi fuori, per favore. Allora andiamo a ricercare questa anomalia. Intanto questa nave scientifica ha terminato il suo lavoro. Credo di non poter fare più nient'altro con le navi scientifiche, almeno finché beh, posso andare qua. Però in generale credo di aver terminato. Credo di aver terminato, signori. E non solo, non abbiamo terminato solo noi, ma abbiamo terminato anche il gameplay. Maledetti i prichicchi. Ragazzi, se succede ancora un casino con i prichicchi, no, basta, basta, io ho già dato i prichicchi nello scorso gameplay sulla Terra contro tutti, nella parte Xeno, che ci hanno proprio disintegrato i prichicchi e non voglio che si ripeta la cosa. Va bene, signori, mi raccomando, like di sostegno contro i prichicchi. Chi non mette like è un maledetto xenofobo. E noi ci vediamo. Ci vediamo a un prossimo gameplay. Dagli ai pirati, dagli tutta, sempre dritti. Ciao ragazzi, speriamo bene. Speriamo bene.